Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alla live splash del vostro Marietto Veneziano, che sarà però oggi imbastita su delle domande delle Sibille e del Pendolino. Chiaramente è nuova, avremo poche persone che ci seguiranno, però è un inizio d'ora in avanti verso le 9, l'ideale penso che siano le 9 di mattina, avremo questo incontro più o meno o lunedì, 2 volte alla settimana, al lunedì o come si suol dire, al giovedì o il martedì al giovedì mattina, sempre alle 9. Oggi facciamo verso le 10 perché è un test, tanto per vedere. Quindi vi ricordo gli appuntamenti della settimana con il vostro Marietto Veneziano, al lunedì o al martedì alle 9, giovedì di sicuro alle 9, e poi abbiamo alle 20:30 ogni mercoledì sera. Il sabato lo togliamo e facciamo ciao Nicola, grazie di essere qui con il Marietto Veneziano, e facciamo i soliti appuntamenti alle 21 con il De Garda, al lunedì e al venerdì. Quindi il Marietto avrà un incontro con le Sibille Live gratuite e il Pendolino. Vedete? Pendolino. Ciao Angelica e le Sibille. Quindi chi vuole fare delle domande gratuite nel canale di Il Marietto Veneziano e nei diari migliori e nei vari gruppi, l'unica cosa che dovete sapere è che se siete collegati con Facebook il problema è che non riesco a vedere le domande. Dovreste andare nel canale YouTube del Marietto Veneziano o iscrivervi, o nel canale YouTube della Hildegard. Bene, vediamo un po' di salutare gli amici che ci hanno seguito. Poi vi ricordo chiaramente l'ebook da 50 euro che abbiamo messo nel sito, che metteremo nel sito capitolo.org, che è in costruzione. Siamo già a un buon punto, comunque è un ebook molto importante, è un ebook che, come si suol dire, ci sta impegnando duramente perché c'è tantissima carne al fuoco ed è un ebook prestigioso, no? Che avranno solamente chi lo potrà comprare, chi vorrà comprarlo e quant'altro. Bene, salutiamo un po' i nostri amici, vediamo già che c'è qualche domanda di qualche coraggioso, perché oggi è la prima volta il bagno di fuoco. Quindi vi ricordo che sabato salta la Sibille delle 16 con Marietto Veneziano e il De Garda, e sarà trasportato 2 volte al lunedì o martedì mattina. Dovete anche scrivermelo voi se preferite le 9 o le 10, perché è un test che vediamo per aiutare i nostri amici che vogliono fare delle domande e magari la sera hanno un problema che magari gironzola qualcuno che non deve ascoltare cosa dice la Hildegard e Marietto Veneziano. Allora abbiamo preso la possibilità di dare questo spazio, questa finestrella, anche a altre persone che magari vorrebbero partecipare e magari non possono o sono lì tutti intimiditi, uomini e donne. No? Quindi ripeto, il sabato salta alle 16, ci sarà da avanti 2 appuntamenti mattutini con Marietto Veneziano, e vi chiedo di scrivere se preferite alle 9 o alle 10, tanto per orientarci, perché noi saremo dell'idea delle 9 per il semplice fatto che c'è più gente collegata, magari alle 10 le persone, soprattutto le signore, vanno a fare la spesa e quant'altro. Ma incominciamo con i saluti. I saluti iniziamo subito perché c'è tantissima gente collegata. Nicola, Angelica, Rosanna, Elia, Cinzia, Angelica ancora, Assunta, Rosanna ancora, Angela e Elia. Bene, vediamo un po' le prime domande. Le prime domande sono di Cinzia. Buongiorno Marietto. Ricordo nome e data di nascita di tutte e 2 le persone, oppure delle domande ben chiuse e mirate che si riesca a capire un po' il senso, no? Non multiple choice, come si dice un po' all'inglese. No? Bene, vediamo la nostra Cinzia. Buongiorno Marietto, posso chiedere se io, Cinzia 03 12 72, troverò un compagno di vita in futuro? Allora, usiamo sia il pendolino sia le Sibille, tutte e 2. Vediamo un po'. Primo pendolino per la Cinzia, se troverà un compagno di vita per il futuro. Ecco, vi voglio ricordare che questo spazio è solo di mezz'ora, dalle 10 alle 10:30. Allora, per il futuro prossimo, Cinzia, la vedo difficile, però sarà molto impegnativo un compagno di vita per il futuro. E poi alla fine, allora, il pendolino in questo caso qui, Cinzia,
si parla chiaro, sarà un periodo un po' impegnativo, un periodo in cui, come si suol dire, dovrai avere pazienza. Adesso faccio anche per la Cinzia le domande con le sibille per vedere cosa si riserva il futuro con un compagno di vita. Si intende una persona seria, no? Non una toccata e fuga o un fuoco d'artificio che non valgono niente, è una perdita di tempo. Qualcuno veramente che voglia, in un certo senso, condividere con te questo cammino che è la vita. Bene, vediamo un po' al taglio per la nostra Cinzia. Al taglio della Cinzia cosa esce? Al taglio esce fedeltà e donna di servizio. Quindi vuol dire già questo taglio che praticamente la cosa molto probabilmente sarà a lungo termine. Quindi vediamo un po' 5 carte per la Cinzia, se troverà conversazione, vedi Cinzia, pensiero, gran signore, consonante sorpresa e falsità. Beh, diciamo Cinzia che per sole 5 carte si vede che hai parlato con alcune persone, però ti hanno lasciato pensiero. C'è qualche persona qui, vedi, importante nella tua vita e che sembra anche darti in un certo senso delle soddisfazioni, però io se fossi in te starei un pochettino attenta perché vedi falsità. Quindi in questo momento sei un po' pensierosa perché hai parlato con tante persone. Si prospetterà in futuro prossimo una persona importante, ma voglio dire, vedo che sembrerà qualcosa di importante, però attenzione perché c'è falsità. Però, visto che queste carte qua in un certo senso ti hanno... Aspetta un po' che allarghiamo il campo, voglio approfondire un po' per la Cinzia. Vediamo un po'. Nemica, artista, sacerdote e allegra. Insomma, andiamo avanti, che dopo la guardiamo bene questa stesa. Allora, in chiusura vediamo un po'. Allora, la domanda della Cinzia: se lei incontrerà o avrà un uomo, insomma, importante, vediamo che in questo momento sei pensierosa, hai qualcuno che magari potrebbe essere importante, però, o nel passato, questa striscia qui, però è stato un pochettino birichino, hai parlato molto e ti ha lasciato un pensiero. Nel presente, attenzione perché vedo una nemica e c'è qualcuno, no? C'è qualcuno, però vedi Cinzia, vedo qualcosa di... vedi allegrezza del cuore, queste 3 persone, sembra quasi che ci sia qualcuno in più, nel senso o tu sei un incomodo verso qualcuno o c'è una terza persona che, non so, balla male, nel senso che è lì. Quindi potrebbe essere questa donna qui che ti vuole colpire alle spalle. Quindi c'è qualcuno nel tuo presente, però devi stare attento un po' a, come si dice, una donna molto probabilmente giovane che trama alle tue spalle. E stai attenta perché vedi, allegrezza del cuore sembra quasi che a parlare di uomini o tu sei una terza incomoda oppure avrai qualcuna che in un certo senso vuole rubarti questo artista che incontrerai o stai comunicando con questa persona. Comunque qualcuno incontrerai. E andiamo avanti nel futuro prossimo. Nel futuro prossimo, vedi, sta per nascere qualcosa molto probabilmente di buono, no? Sembrerebbe qua, vedi che sta per nascere qualcosa di buono perché c'è bambino, denaro e superbia. E queste 3 carte insieme fa vedere che molto probabilmente incontrerai qualcuno che potrebbe essere questo artista che sembrerà, dico, di essere la persona giusta. Però attenzione perché poi qui abbiamo delle carte molto dure che non mi fa dire che sarà persona giusta perché vedi qui c'è già nel presente una nemica che ti sta come si suol dire, qui in questa situazione qui c'è una nemica che tu non la vedi ma che ti sta lavorando appunto questo signore che molto probabilmente o lo conosci
o hai già avuto dei contatti, però è una persona anche molto probabilmente saggia, colta, con delle qualità, però attenzione, come ripeto, che qui dietro, vedi, o tu sei la terza incomoda, oppure ci sarà una terza incomoda che è la nemica che sta lavorando contro di voi. Ma al di là di questo, tu, alla domanda se incontrerai qualcuno di nuovo, nella tua vita qualcosa di serio, c'è nel futuro prossimo qualcosa che sembra buono, vedi? C'è denaro e superbia che insieme danno un'esaltazione di quella cosa nuova, però subito viene bloccata da un blocco di ladro e morte e viaggio, che in questo caso qua potrebbe essere inteso come un viaggio, ma io lo vedo più come un cambiamento. Cioè questo amore, questo flirt che dovrebbe nascere, verrà subito bloccato e raffreddato da un cambiamento duro, tosto, importante. La conclusione, come ha detto il pendolino, che andava sul no, che molto probabilmente ha visto questa cosa qui, verrai bloccata, no? Cioè tu penserai che sia qualcosa di buono all'inizio, però alla fine vedi ladro e morte e viaggio che sta per un cambiamento sarà tosta la cosa, rimarrai molto probabilmente un pochettino delusa. Però per la conclusione alla domanda se incontrerai qualcosa di importante, no? Non le solite toccate e fuga o quello che uno poi pensa, vedi, hai domestico, donna maritata, leggerezza e donna di servizio. Quindi molto probabilmente queste carte parlano molto probabilmente di un tuo coinvolgimento, di una situazione molto importante in cui tu, è vero, lo prenderai con leggerezza e, come si dice, donna di servizio, però diciamo che potrebbe, dico potrebbe, rivelarsi una, come si suol dire, una sicurezza, perché in questo caso qui molto probabilmente tu sei stabile e ci sarebbe, dopo questa, come si dice, fermata potente che ti destabilizzerà, ci potrebbe essere effettivamente qualcosina, però io non vedo carte che mi danno proprio, come si suol dire, la sicurezza di poterti dire che ci sarà qualcosa di validissimo. Non vedo amore, fortuna, non vedo limeneo. Quindi diciamo che nei prossimi tempi stai molto guardinga a quel nuovo incontro che farai, perché poi sarai fermata su nascere, sarai molto delusa, perché sarà qualcuno che vorrà fare quella cosa, quell'incontro di nascosto, ma alla fine sarà raffreddato. Tu chiaramente con queste carte qui ci metterai, vedi, domestico e donna in servizio, ci metterai tutto l'amore perché sei una persona stabile, però diciamo che per i prossimi 6 mesi il Marietto ti consiglia di stare molto attenta perché quella persona che tu incontrerai sarà, all'inizio sembrerà una persona corretta, no? Magari comunichi già con quella persona, però alla fine il Marietto ti dice stai molto attenta perché ti deluderà e sarà un fuoco d'artificio, ma alla fine non sarà. Quindi alla distanza il pendolino ha detto di sì, ma adesso come adesso stai attenta, accendi tutti i radar, le antenne, tutto quello che puoi, qualsiasi cosa che arriva di conoscenze, non illuderti, si presenterà come un grandeur, ma alla fine quando dovrai stringere è solo un fuoco d'artificio, è tutto fumo e niente arrosto, e quindi lascia stare. Bene, andiamo avanti alla prossima domanda per la Cinzia. Angelica. Intanto saluto Roberta, Stefi, e andiamo avanti. Quindi Cinzia, attenta a non dare spazio a nessuno, cioè tu senti quello che ti dicono, ascolta, però non credere a quello che ti dirà perché poi sarà un grandeur all'inizio. No. Andiamo avanti con la prossima domandina, che è Angelica. Scusate. Ciao, vorrei sapere se gli manco Angelica, no scusa, bene, Angelica chiede se manca lei 16676 Fiorenzo 2405 54. Si presume che sia fidanzato, no? Voglio dire, una persona cara. Vediamo un po', prima chiediamo il pendolino e poi vi ricordo che questo spazio dura mezz'ora massima, quindi
E se volete scrivermi se preferite le 9 o le 10, scrivetemelo pure in fondo, così io valuto se a dare più spazio un orario verso le 9 o verso le 10. Poi vi ricordo anche che l'appuntamento di sabato viene soppresso da questi nuovi 2 appuntamenti alla mattina. Bene, rispondiamo alla nostra Angelica che ci fa questa domanda: se manca a Fiorenzo. Vediamo il pendolino del 54 e del 76. Manchi per mancare. Sì, questa è una domanda che potrei rispondere solo col pendolino, per il semplice fatto che questa domanda qui è molto personale. Diciamo che ti pensa molto questo Fiorenzo e gli manchi, sì, però è chiaro che con le Sibille c'è poco da fare, nel senso che una stesa di... Potrei fare un taglio per vedere se gli manchi. Comunque il pendolino ha detto di sì, gli manchi e diciamo che ti pensa, no? È molto combattuto. Non so, magari può essere qualche persona a te cara, comunque effettivamente è combattuto, ma non manchi, sì. Vediamo il taglio, facciamo solo un taglio per Angelica e Fiorenzo, vediamo un po'. Vedi, consonanza sorpresa e sospira, gli manchi sì, vedi, proprio sospiri, cioè queste carte qui più di sospiri, gli manchi, cavolo, gli manchi sì. C'era Cristicci, no? Che poi ha fatto un bellissimo disco, mi manchi, ecco, Angelica, gli manchi tantissimo. Andiamo avanti. Assunta, saluta, Andrea. Lia, volevo sapere quando troverò la mia tranquillità. 6369. Prima di tutto facciamo per la Lia col pendolino se la trova questa tranquillità. Vediamo un po' se la nostra Lia trova la tranquillità. Vediamo un po'. E Lia, sì, dovresti trovare la tranquillità, Tranquillità, sì. Lì anche te faccio un taglio veloce, no? Un taglio veloce per il semplice fatto che vediamo un po', che il pendolino ha già detto di sì, quindi non sono domande di cuore o altro, ma solamente per vedere se questa tranquillità arriverà, per la nostra Lia, se questa tranquillità alla fine arriverà. Vediamo un po'. Sibille, ditemi se per la Lia la tranquillità arriverà. Vediamo un po'. Amatrice e messaggio. Vedi? Lia, queste due carte qui parlano che tu stai attendendo o ti arriverà un messaggio da qualcuno che alla fine ti porterà un po' di tranquillità. La matrice è sempre una carta positiva, la domanda se riceverai tranquillità, io direi di sì, sia dal lato affettivo che dal lato economico, molto probabilmente riceverai qualche informazione positiva, ma nel raggio di 6 mesi qualcosa dovrebbe muoversi. Adesso la domanda era generica, però sì, direi di sì. Bene, andiamo avanti. Allora, c'è una domanda di Lonela che chiede se la richiamano al lavoro, 40269. Vediamo un po' se Lonella o Ionella la richiamano al lavoro. E per il momento sembra che la cosa sia bloccata. Vedi? Non so se si vede bene col pendolino. Vedi? La cosa sembra bloccata. Facciamo un po' un taglio veloce se la richiamano al lavoro, la Ionela. Vediamo un po'. La Ionela se la richiamano al lavoro, vediamo un po'. Prima carta messaggio e ladro, blocco, vedete?
le carte parlano chiaro, riceverai il messaggio di praticamente dopo, quindi anche lì, Ionela, devi stare tranquilla, avere pazienza, perché c'è un piccolo blocco, il pendolino aveva già detto che c'è, effettivamente anche le sibille col taglio fanno subito capire che la situazione è leggermente per il momento bloccata. Non devi demordere, bisogna avere un po' di pazienza come in ogni cosa. Andiamo avanti, vediamo un po' la nostra Rosanna. Vorrei sapere se sistema una situazione che purtroppo mi sta facendo soffrire. 4 marzo 67. Vediamo un po' per Rosanna. C'è una situazione che la fa soffrire, se si sistema. Vediamo un po' col pendolino cosa dice per la nostra Rosanna. Se si sistema questa situazione. Vedo molto turbamento, vedo molta... sì. La situazione, il pendolino ha detto di sì, alla fine quindi tutto il mondo può dire che la Terra era piatta, ma se il pendolino dice che è rotonda, alla fine sarà rotonda. Però vediamo per la nostra amica che ci segue un giro di sibille al volo, al taglio, solamente al taglio, il pendolino ha detto di sì, ma vediamo un po' se si sistema anche con le sibille. Ladro e gran consolazione. Anche qui blocco, c'è un blocco questa situazione, però alla fine, vedi, alla fine sarà importante questa situazione. Rosanna è un po' impegnativa la cosa, comunque si sbloccherà perché avrai i risultati, però effettivamente questa situazione per te è veramente tosta. Andiamo avanti. Saluto il nostro amico Alessandro Galletti che ci segue bene, sempre anche Roberta. Andiamo avanti con Roberta che fa la domandina. Mio figlio Emanuele 310899 troverà lavoro entro Natale. Bella domanda Roberta, bella domanda, e noi gli rispondiamo subito, perché sapete che sul lavoro, diciamo, se suo figlio di Roberta troverà lavoro del 99, quindi è un giovanissimo, entro Natale. In questo momento andava sul no e poi è andato sul sì, non so se lo vedete, e quindi io direi che, cari amici, è una domanda che molto probabilmente troverà qualcosina, ma è più qualcosa magari di ripiego, non proprio qualcosa che interessa. Però proviamo ancora a chiedere sibille con un taglio, a vedere se effettivamente questo ragazzo alla fine troverà qualcosa di interessante. Vediamo un po' per il figlio se effettivamente entro Natale ci sarà qualcosa di veramente interessante. Vediamo un po'. Attenzione perché c'è Imineo, che vuol dire contratto, ma c'è nemica. Quindi vuol dire che qualcuno, questo ragazzo qua, cercherà di fargli... Il contratto c'è, è lì che sembra quasi che lo vogliono firmare da un momento all'altro, però c'è nemica, come ha detto il pendolino, quindi ci sarà qualcosa che però non sarà interessante, perché ci sarà la mano di una persona, donna, giovane, che cercherà di tagliargli le gambe, fargli lo scambetto. Quindi attenzione Roberta, per Emanuele, stai attenta alle persone femminili che frequenta, o magari quando si presenta a posti di lavoro che c'è qualcuno di donna che cercherà di tagliare le gambe. Bene, andiamo avanti. Stefi, buongiorno Stefania 71, Maurizio 374, campagna l'atteggiamento positivo verso di me. Bella domanda questa qui, bella domanda della Stefi. Vediamo un po' se il Maurizio del 74 cambia con Stefania del 71. Vediamo un po' questo atteggiamento, un pochettino. Sembrerebbe proprio di sì, Stefi. Guarda, Stefi sembra proprio di sì. Vedi?
Quindi anche qui facciamo un bel taglio per la nostra Stefi. Sembrerebbe che cambierà in futuro atteggiamento, magari ci vuole una piccola spinterella, magari ci vuole un pochettino qualche rito di incoraggiamento, però alla fine sì, vediamo per la Stefania se il Maurizio cambierà atteggiamento. Vediamo con un taglio e sospiri, e ti fa vedi? Dispiacere, ti farà ancora un po' soffrire questo, ma che caspita questo tizio qui, ma Stefi, questo Maurizio qui, digli che hai parlato col Marietto e che di smettere di farti soffrire, perché vedo che stai piangendo e vedo che la situazione è veramente pesante, quindi digli, senti, ho parlato col Marietto alle 10 del mercoledì, non fammi più soffrire, perché anche le sibille che non sanno neanche chi sei dicono che mi fai soffrire. Il pendolino ha detto che cambierà, però insomma, digli che lo sa tutto il mondo che è un birichino con te, perché effettivamente, purtroppo adesso parte la battuta, effettivamente si vede che stai soffrendo per questo uomo, tieni duro perché alla fine cambierà. È un po' un birichino. Andiamo avanti col prossimo. Vediamo un po' se c'è ancora qualche coraggioso che fa qualche domanda. Tieni duro, Stefi, mi raccomando. Ah, vedi? Sì, la Cinzia mi dice che sei un ex a cui penso, ma è impegnato. Ti ringrazio molto, certo, quando ho visto la New Entry. Bene, Nella, poi chiaramente se mettete il nome e il cognome il vostro marito, vi consiglia di cancellare la domanda. Se vedete che riesco a rispondere, cancellate la domanda, così rimane solo il nome, cioè il nome che dico io, ma la domanda viene cancellata, e se qualcuno rivede la live non vede che è Nella. Cioè, volevo sapere se Raffaele si avvicinerà a me, lui 26,970, io 15,274. Nella, vediamo un po' se questo Raffaele si avvicinerà alla nostra Nella. Diciamo che non è in questo momento, diciamo che è un pochettino, come si suol dire, sul no, però noi non, come si dice, non ci fermiamo qui, vogliamo andare in dettaglio con le sibille, vediamo un po' cosa dicono le nostre sibille, se vedete qui c'è amore che sembrerebbe di sì, ma c'è poi qualcuno. Io allora a questo punto qui, visto che è l'ultima domanda a cui rispondo, io farei una stesa di 5 per vedere un po' questo qui, perché vedete qui c'è la cosina che sembra che tutto vada in porto, ma qui c'è poi qualcuno che frena, c'è qualcuno che frena in un modo pesante. Quindi vediamo con 5 carte cosa potrebbe succedere. Denaro, malinconia, allegrezza di cuore, pensiero. Queste sono carte importanti, perché vedete, il denaro sembra qualcosa di profiterol in un certo senso, però vedete, si vede qua che si è malinconica. Questa qui potrebbe, allegrezza di cuore in mezzo a 2 carte pesanti, tipo malinconia e pensiero, vuol dire che non è che sarai felice, ma vuol dire che c'è un terzo incomodo. E poi vedi gelosia e sei in pensiero, cioè, quindi adesso la situazione con delle carte così a questa domanda qua, Nella, ti devo dire che il pendolino, insomma, l'ha raccontata giusta, c'è molta tristezza, afflizione intorno a te, perché c'è molto probabilmente una terza incomoda, una terza persona che ti sta facendo star male. Molto magari non la vedi, perché adesso siamo sulla finale, dalle 10 alle 10:30 faccio questa live, quindi ho risposto a più persone in modo velocemente, non sono andato in dettaglio, però diciamo che effettivamente dalle carte che vedo in questo momento stai soffrendo molto, c'è della gelosia, e c'è una terza incomoda che è lì che balla dietro le quinte, che ti sta facendo star male. Quindi Nella, purtroppo non posso darti in questo momento una risposta positiva, diciamo che starei male per un pochettino. Bene, cari amici,
Allora, io ho finito qui perché le Sibille dalle 10 alle 10 e mezza sarò ferreo e saranno due, al posto che sabato una magari di un'ora, dalle 16 facciamo ogni mattina, facciamo o lunedì, giovedì o martedì e giovedì, però giovedì resta, come si dice, fisso, o alle 9 o alle 10. Scrivetemelo nei commenti se preferite alle 9 o alle 10. Io sarei per l'idea delle 9, così più persone che magari non sono fuori a fare la spesa possono seguire il vostro Maretto Veneziano. Questa è una live un po' splash, un po' molto allegra, adesso è la prima volta e quindi non ho un grandissimo seguito, ma spero in futuro che la gente mi segua, cercherò di rispondere a più persone possibili per dare la possibilità a tutti di avere una piccola risposta che spero sia sempre positiva. È chiaro che vi dico anche un'altra cosa, alcune volte dico sì, cioè le Sibille Pendolini dicono sì, ma non è detto che sia poi la vostra anima gemella, quindi alcune volte se dico di no magari è meglio perché vi siete salvati di rompervi il vostro del collo magari in una storia o in un lavoro che non valeva il sangue. Bene, quindi io adesso saluto Dolce Notte, ciao Monica. Purtroppo Monica adesso sono già le 10:30, abbiamo già bucato. Saluto di nuovo la Cinzia, l'Assunta, Lucy, Elena. Stefi, guarda che non ho assicurazione sulla vita, adesso mi fa parlare con me. Io ci tengo la pelle, scherzo, Vali. Buon, ciao Nicola, Elena, saluto tutti e ho salutato tutti. Bene, cari amici, grazie di avermi seguito fino a qui. Ci sentiamo giovedì mattina o alle 9 alle 10. Mi raccomando, fate il tantam su internet se volete. Io sono qui per voi dalle 9 alle 9 e mezza, dalle 10 alle 10 e mezza, dipendenza di quello che voi mi consigliate. Grazie cari amici e alla prossima. Ciao, dal vostro Maretto Veneziano.